Eder. Mech. Pallister. Svolta nel caso Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin indagato per omicidio, perquisito l'appartamento con sequestro di oggetti. A 3 anni e mezzo dalla morte di Liliana Resinovic, il caso che ha sconvolto Trieste ha registrato una svolta significativa. Sebastiano Visintin, marito della donna, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. La notizia, diffusa nella serata dell'11 aprile 2025, ha riportato sotto i riflettori uno dei misteri più intricati degli ultimi anni, che continua a dividere l'opinione pubblica tra l'ipotesi del suicidio e quella di un delitto. Il contesto, la scomparsa e il ritrovamento di Liliana Resinovic, 63enne ex dipendente regionale in pensione, scomparve dalla sua casa in via Verrocchio a Trieste il 14 dicembre 2021, lasciando borsetta, documenti, cellulari e persino la fede nuziale. Il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, avvolto in sacchi neri, con 2 buste di plastica in testa. Inizialmente, la procura di Trieste aveva ipotizzato un suicidio, ma le perizie successive, in particolare quella coordinata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, hanno indicato che Liliana sarebbe stata aggredita e uccisa, escludendo il gesto volontario. La morte è stata collocata a poche ore dalla colazione del 14 dicembre, con segni di lesioni sul volto che suggeriscono l'intervento di terzi. Sebastiano Visintin indagato. Il blitz nell'appartamento. L'8 aprile 2025, alle 20:20, le forze dell'ordine hanno perquisito l'appartamento di Sebastiano Visintin, dove l'uomo viveva con Liliana e dove conserva ancora molti dei suoi effetti personali. L'operazione, durata quasi 8 ore fino alle 5:20 del mattino, è stata condotta con l'obiettivo di raccogliere indizi utili a chiarire il ruolo dell'uomo nella vicenda. Visintin, 72enne ex fotoreporter, si è detto sorpreso ma tranquillo, definendo l'iscrizione nel registro degli indagati un possibile atto dovuto e ribadendo la sua estraneità ai fatti. Ha inoltre riferito di aver ricevuto telefonate minacciose da numeri anonimi nei giorni precedenti il blitz. Gli oggetti sequestrati. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante la perquisizione sono stati prelevati diversi oggetti dall'appartamento di Visintin, ritenuti potenzialmente rilevanti. Tra questi, coltelli, decine di coltelli di vario tipo, alcuni utilizzati da Visintin per il suo lavoro di affilatura, un'attività svolta per integrare la pensione, forbici, cesoie, tronchesine e posate, utensili da taglio che potrebbero essere esaminati per tracce biologiche o segni di utilizzo anomalo, un maglione, un capo di abbigliamento che potrebbe contenere residui utili, come fibre o tracce di DNA, un paio di guanti, oggetto di interesse, poiché potrebbe suggerire tentativi di occultamento o manipolazione della scena del crimine. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali tracce rinvenute, ma il sequestro indica che gli inquirenti stanno cercando prove materiali per supportare l'ipotesi accusatoria. La perizia medico-legale di Cristina Cattaneo, che ha evidenziato lesioni compatibili con un'aggressione, sembra aver orientato le indagini verso le persone più vicine a Liliana. Con Visintin ora al centro del mirino, le reazioni e il dibattito pubblico. L'iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati ha generato reazioni contrastanti. I familiari di Liliana, in particolare il fratello Sergio Resinovic, hanno accolto con favore la svolta, avendo più volte chiesto di indagare sul marito. Sergio, assistito dall'avvocato Nicodemo Gentile, aveva depositato un'opposizione all'archiviazione del caso nel 2023, insistendo sull'ipotesi dell'omicidio. Tuttavia, c'è chi invita alla cautela, sottolineando che essere indagati non equivale a una condanna e che Visintin ha sempre collaborato con le autorità, opponendosi anch'egli all'archiviazione per suicidio. Il caso Resinovic continua a polarizzare l'opinione pubblica, alimentato da dibattiti sui social media e articoli di cronaca. La comunità triestina, profondamente toccata dalla vicenda, segue con attenzione ogni sviluppo, mentre cresce la pressione sugli inquirenti per chiarire una storia ancora piena di interrogativi.
Prospettive investigative. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trieste, si concentra ora sull'analisi degli oggetti sequestrati e su ulteriori accertamenti scientifici. La superperizia di Cristina Cattaneo, il cui deposito è previsto per febbraio 2025, potrebbe fornire dettagli cruciali sulla dinamica della morte e sull'eventuale presenza di DNA estraneo sul corpo di Liliana. Gli inquirenti stanno inoltre riesaminando tabulati telefonici, intercettazioni e testimonianze per ricostruire gli ultimi momenti della vita della donna. Sebastiano Visintin rimane l'unico indagato al momento, ma la procura non esclude altre ipotesi o il coinvolgimento di ulteriori persone. Il giallo di Liliana Resinovic, che sembrava destinato a rimanere irrisolto, potrebbe essere a un punto di svolta, anche se la strada verso la verità resta lunga e complessa. Sono indagato, ma non è questo il problema. Adesso la procura ha le sue teorie, le sue cose, e certamente saranno anche i miei avvocati che cercheranno di capire di cosa dovrò rispondere. Cercheremo di capire, tramite gli avvocati, cosa hanno cercato, cosa hanno trovato, cosa hanno portato. Sono quasi 3 anni e mezzo, con tante perquisizioni che ci sono state qua. Arrivare al punto di trovarmi martedì in quella situazione è stato veramente tremendo. Io sono tranquillo, sereno, non ho nessun timore. Continuerò la mia vita, andrò avanti con le mie cose, assieme ai miei avvocati. Adesso cercheremo di capire cosa verrà fuori. Non voglio fare dichiarazioni qua e là, capisci? Ho accettato di venire qua per salutarvi, per farvi capire che comunque sono tranquillo e sereno. Ho ricevuto delle telefonate minacciose, sì. Il mio avvocato Paolo Bevilacqua e anche Alice mi hanno detto: sai, adesso sarai indagato, così avremo anche noi la possibilità di accedere a quelle che sono le accuse. Hanno fatto come al solito, controllato tutto, guardato tutto. Per me è stata veramente una grande sorpresa. Io non commento, vedremo insieme di capire. Sono un po' stanco, sì, ma spaventato assolutamente no. Sono stanco perché, comunque, anche oggi ho fatto i miei chilometri qua e là. Ho lavorato stamattina, ho lavorato il pomeriggio, poi sono venuto a casa. È una brutta cosa, diciamo. Comunque indagato va bene. Ma accusato no. Io non sono accusato di essere l'assassino. Sono indagato. Se ci saranno delle responsabilità vedremo. Tutti quelli che mi conoscono sanno bene cosa è successo. Certamente. Adesso siamo arrivati a un punto in cui tutti cerchiamo di capire cosa sia successo. Io sono indagato, va bene. Quando sarà il momento, i miei avvocati avranno tutto il tempo per rispondere. Nella mia vita ho passato tantissime cose belle e tantissime cose brutte. Questo è un momento delicato, un momento di dolore, perché essere indagato è aver perso la moglie. In questi anni ho cercato di capire cosa possa essere successo a Liliana e trovarmi oggi a essere indagato è la cosa peggiore che potesse capitarmi. Ho il massimo rispetto per quello che fanno gli inquirenti. Giustamente, come ho detto agli inquirenti che sono venuti quel giorno. Io, per carità, rispetto il vostro lavoro, dovete farlo e lo fate bene. Io sono qua a disposizione se avete bisogno di qualcosa. Io non ho la minima idea di cosa possa essere successo a Liliana. Non ho sospetti su nessuno. Vorrei solo tanto cercare di capire. Io spero piano piano, ci vorrà forse qualche anno, non lo so. A meno che non venga fuori qualcosa di importante, sarà molto difficile avere delle risposte. Mi dà forza il fatto che questa ormai è diventata una lotta. Il fatto che uno come me, io non ho fatto nulla di male a Liliana. Anzi, ho cercato sempre di aiutarla in questi suoi momenti così. Abbiamo fatto viaggi, tutto documentato. Giusto martedì sera parlavo con quello che ha visionato i miei hard disk. Si parla di 600.000 foto. Sì, 600.000 foto di Liliana, di me dei nostri viaggi. Io non devo dimostrare niente.
Sono tranquillo, sereno, non ho paura di nulla. Non ho fatto nulla di male a Liliana. Sì, forse tante volte mi sono espresso male. Questa è un po' di verità. Certamente, quando ti trovi in questa situazione, non è che il cervello va come dovrebbe. Aspettiamo un po'. Adesso vedremo cosa i miei avvocati decideranno di fare. Io sono a loro disposizione. Ho massima fiducia in loro e spero di avere la possibilità di poter parlare con gli inquirenti, di rispondere alle domande che mi faranno. Tutti devono essere risentiti, interrogati, anche i parenti. E io chiedo che vengano ascoltati anche i suoi parenti, che non sono mai stati sentiti, mai. E poi mi chiedo anche del fattore economico. Come mai non è mai stato approfondito? All'inizio Sebastiano aveva parecchi soldi in casa. Tanti. Sono stati visti da un giornalista, dai vicini, e ha chiesto agli amici di Romance se gli tenessero 20.000 euro in contanti. Ultimamente su vari canali web hanno anche ipotizzato che mia sorella potesse avere qualche traffico illecito, e allora che venga appurato anche questo. Io non mi tiro indietro, che venga controllato tutto. Perché no? Sono sicuro che il mio ex cognato non poteva permettere che mia sorella andasse via sapendo qualcosa, e in quel modo lui perdeva il controllo su di lei e anche sul piano economico. Tutto è stato tenuto nascosto su di lui. Perché? Perché lui non mi ha mai spiegato perché non ha voluto cercarla. E 2 giorni dopo, invece di parlare con me, ha parlato con gli amici di Romance e con altri. E a loro ha detto se la Lily si è suicidata. Ma chi gliel'ha detto? 2 giorni dopo, il 16, quando ancora non sapevamo dove fosse mia sorella, se fosse viva o morta, e secondo me non ha un alibi. Quando dichiara che era nel suo laboratorio dalle 9:12 alle 12:14, il suo telefono è spento. Non c'è nessun traffico, né telefonico né telematico. È l'unica volta in tutta la sua vita lavorativa che succede una cosa del genere. Non era mai successo prima. Voglio sapere cosa è successo a mia povera sorella, perché non si meritava una fine così. Me. Dopo aver lavorato tutta la vita onestamente, dopo aver mantenuto sempre con dignità suo ex marito, Sebastiano per me recita. Dopo 3 anni e 3 mesi viene a dirmi: mettiamoci assieme. Quando all'inizio io gli dicevo andiamo a cercarla. Perché non lo ha fatto? Perché non ha detto niente all'inizio? Sergio dice che avevo un giro di soldi. Sono cose che dice lui. Bene, ne risponderà. Io ho tutt'altre cose. Forse lui non si ricorda. Non è questo il momento per parlarne. Quando sarà il momento, se sarà utile, ne parleremo. Io non posso rispondere adesso al fratello su quello che dice lui. Sono cose che lui dice e pensa. Non ho niente da rispondere a Sergio. Quando sarà il momento, se gli inquirenti riterranno opportuno farmi certe domande, risponderò. Non è il momento di fare un processo o di rispondere a quello che ha detto il fratello, la cugina, lo zio, il nonno, il cane, il gatto. Per favore, dai. Io vado sempre avanti dritto. Quelli che mi conoscono, quelli che frequento, sanno esattamente chi sono e com'è stata la mia vita con Liliana.
Certamente ci saranno persone che comunque ti guarderanno con occhi diversi, ma io vado avanti nella mia vita. Continuerò a lottare, a cercare la verità su cosa è successo a Liliana. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana. E questa serenità dentro di me è ciò che mi dà la forza di continuare. Nel novembre del 2012, un funzionario regionale di 49 anni è stato accusato di aver sottratto circa 1,2 milioni di euro dalle casse della regione Friuli Venezia Giulia nell'arco di 3 anni. La scoperta è avvenuta casualmente quando un cane, scavando tra le foglie nella rotonda del boschetto, ha trovato un borsone contenente 70.000 euro in contanti. Le fascette che avvolgevano le mazzette di denaro riportavano la firma di questa persona, confermando il collegamento con il funzionario. Le indagini hanno rivelato che costui aveva prodotto falsi documenti di pagamento per trasferire fondi pubblici su conti personali. A seguito di queste accuse, è stato licenziato in tronco dalla regione e ha affrontato procedimenti legali per peculato e falso. Per quanto riguarda eventuali collegamenti tra questo funzionario e la morte di Liliana Resinovic che lavorava nello stesso luogo, non emergono informazioni o prove che suggeriscano un legame tra i due casi. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovic si sono concentrate principalmente su altre persone, e non risultano coinvolgimenti diretti o indiretti in questa vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.